domenica 12 ottobre. San Colombano Certenoli omaggia i caduti fontanini nella guerra di Crimea combattuta 170 anni fa, ritrova Lenova alla cappella di San Lorenzo in località Calvari. Nella palestra di Casa Marchesani a Chiavari c'è lo stage di karate Makoto Kai con il maestro Bolaffio dalle 9 alle 12. Pedalata lungo la ciclovia dell'Ardesia da Chiavari a San Colombano Certenoli, partenza alle 9:30 da Piazza Gagliardo, fa parte degli eventi del 41esimo Expo Fontana Buona e Valli del Levante. Apertura settimanale del Museo Diocesano di Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto dalle 10 alle 12:15. Nel salone di Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure c'è la prima parte delle premiazioni dei vincitori della 48esima edizione del Premio Letterario Internazionale Santa Margherita Franco del Pino, inizio ore 10. A Chiavari c'è la regata squadre Team Race Città di Chiavari dalle 10 in porto. In occasione delle giornate Fai d'autunno a Sesti Levante apre Villa Durazzo nel complesso delle Eserre di Santo Stefano dalle 10 alle 18. A Lavagna apre Casa Carbone dalle 10:15 alle 18. A Rapallo visita la torre di San Michele di Pagana alle 15. Castagnata Deiva Marino organizzata dalla Proloco dalle 12 in piazza Bollo. Nella sala Garaventa della Società Economica di Chiavari è allestita la mostra di pittura Variazioni su Giobbe di Sandro Frera. Ultimo giorno di apertura dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30. A Gattorna di Moconesi c'è la 39esima festa del fungo e sagra della ballotta alle 12 e alle 19, apertura degli stand gastronomici alle 15:30 alle 21, musica dal vivo. A Mezzanego c'è la Grande Castagnata e la Fiera degli Angeli con tanti espositori e dimostrazioni gastronomiche, apertura degli stand con cibo alle 12:30, pomeriggio danzante con Giuse e Alessia Band. A Genova, in occasione dell'evento nazionale FAMU Famiglia al Museo, Palazzo Reale e Palazzo Spinola saranno aperti dalle 14 alle 18. L'Associazione Culturale del Sestante organizza un pomeriggio astronomico in occasione del suo 19° compleanno dalle 15 alle 18 sul lungomare di Chiavari nei pressi di Piazza Milano. A Chiavari, nel quartiere di Ribasso, c'è la castagnata organizzata dai volontari della parrocchia, inizio alle 15, si raccolgono offerte per Gaza. Costruiamo insieme la pace, dialogo, riflessioni e musica all'Auditorium San Francesco di Chiavari dalle 15:30 alle 17:30, organizzato dalla Tavola Interreligiosa e Interculturale di Chiavari. Ai Giardini Amari di Santa Margherita Ligure la giornata dell'amicizia intercontinentale Europa-America nell'anniversario dell'arrivo di Cristoforo Colombo in America dalle 15:45 corteo storico. Nello spazio 21, quarto pianeta di Genova c'è il concerto Viaggio d'inverno a cura di Federico Bagnasco, Massimo Lombardi e Valentina Massa, inizio ore 18. Gli appuntamenti di lunedì 13 ottobre. Nel 40° anno dalla fondazione l'Associazione Mosaico propone una mostra personale di pittura di Mario Rocca, si può visitare dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 a Palazzo Rocca. A Terrarossa Colombo di San Colombano Certenoli ci sono le celebrazioni per l'Ottobre Colombiano, inizio alle ore 10. È aperta la mostra La passione del collezionista in ricordo del dottor Gianfrancesco Grasso e di sua moglie Maria Giovanna Scalabrino dalle 16 alle 19 nella Galleria Grasso di Piazza San Giovanni a Chiavari. Pellegrinaggi urbani a Genova del Teatro Pubblico Ligure alle 15:30 nel monastero di San Pietro di Pracca Rosale Italiano con Marin Cudine e Antonio Vasta. Alle 20:30 all'abbazia di San Nicolò del Boschetto, sempre in Cudine Vasta ma con Canzoni scordate.